Il 2014 dovrebbe rappresentare l'anno della ripresa per il Veneto, riportando la crescita a più 0,9% e per il 2015 si prevede un consolidamento pari a più 1,7%. Turismo, cultura, esportazioni di prodotti di alta qualità, uniti a competenze elevate nel capitale umano, sono i percorsi di crescita individuati dal rapporto statistico della Regione Veneto, presentato a Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta. La parola crescita va riempita di contenuti, altrimenti tutti noi diciamo ci vuole la crescita e poi? Però da questo rapporto statistico noi abbiamo guardato il Veneto e vediamo che abbiamo alcune eccellenze da anni che restano eccellenze, che rispetto al sistema Europa e mondo sono in controtendenza, che sono uniche, e allora se è così, rispettando, proteggendo, garantendo tutto il sistema veneto nel suo complesso, su queste eccellenze bisogna investire. Cultura che è la nuova frontiera dello sviluppo turistico, che si conferma la prima industria veneta. Sta crescendo il turista straniero, sta crescendo sia per quanto riguarda il modo tradizionale di offrire turismo, cioè mare, montagna, lago, ma soprattutto cresce quello che si chiama turismo di città d'arte. E se i prodotti, belli e ben fatti, hanno fatto la fortuna del manifatturiero veneto, per il Veneto del futuro è stato coniato anche un nuovo slogan, valido per ogni settore. Abbiamo oggi coniato uno slogan del futuro, B&B, bello, buono e ben fatto. Tutta la nostra produzione, sia di offerta turistica, sia di offerta culturale, sia di tecnologia che esportiamo in un sistema innovativo, su questo slogan, bello, buono e ben fatto, fa la differenza nel mondo.